andando dietro la sfera, l'avrebbe poi accompagnata dentro. Attenzione, ancora pallone in avanti, lunga, attenzione, Lentini ne approfitta, stavolta segna. Lentini stavolta approfitta dell'errore di Simone Tarantino e quindi Alcamo che va in vantaggio con Kevin Lentini, 12° sigillo. Ferma Riccobono, perde palla, forse commette pure fallo, poi palla allo piccolo, Gaspare Vivona, vediamo, pallone per Spina dentro l'area di rigore, il mezzo per Lentini, doppia battuta, gol di Lentini, raddoppio di Lentini che aveva in qualche modo provato a battere la rete di prima, ma era stato c'è stato l'intervento di un giocatore ospite a sporcare la sfera, la palla però era lì davanti a lui e l'ha rimessa in rete al 3. Gaspare Vivona, l'apertura sulla sinistra per Giuseppe Cottone, il cross in mezzo di Giuseppe Cottone, è un tiro, praticamente un tiro e un gol di Giuseppe Cottone, quindi anche lui Pilettetti che sembrava comunque non arrivarci. Ora Riccobono, Lentini, vediamo, potrebbe lanciare, infatti Spina, vediamo Spina entrare dentro l'area, Spina, terzo gol di Spina, stagionale 4-0. All'indietro serve Sidoti, pallone lungo, lo Monaco che sarà Padovano, Caruso, Spina, serve Drago, dentro l'area si ferma Drago, il gol di Drago, arriva anche il sigillo di Drago al 22° minuto. Mazzè, lo Monaco, c'è Giuseppe Cottone che rincorre la sfera, vediamo l'ultima azione della partita, Giuseppe Cottone, Caruso, l'aggancio di Caruso, il tiro di Caruso, gol! Arriva anche il gol di Caruso e il portiere che accompagna con lo sguardo. Quindi 6-0.